La ricetta di oggi è la pasta con i broccoli. Gli ingredienti sono del broccolo già tagliato e lavato, olio extravergine di oliva, la pasta che può essere spaghetti bucatini o a piacere pasta corta, dei pinoli, le acciughe, uva passa, un po' di cipolla tritata e una bustina di zafferano o colorante alimentare. Andiamo alla preparazione. Eccoci ai fornelli e andiamo subito a mettere i nostri broccoletti nell'acqua e sale che già sta bollendo per una decina di minuti. La stessa acqua poi la utilizzeremo per far bollire la nostra pasta perché resterà più saporita. Nel frattempo, mentre cuociono i broccoletti, abbiamo preparato una padella con della cipolla, l'olio e l'acciuga. L'accendiamo e iniziamo a far soffriggere il tutto. Dopo una decina di minuti di cottura prendiamo i nostri broccoletti e li mettiamo assieme al soffritto per continuare la cottura. Non buttiamo l'acqua perché la utilizzeremo per la nostra pasta per renderla più gustosa. Eccoli qua. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura e continuiamo a farli cuocere. A questo punto vado ad aggiungere lo zafferano, una manciata di uvette e una manciata di pinoli. Continuiamo a far cuocere, nel frattempo buttiamo la pasta. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura. I nostri broccoletti dovranno continuare a cuocere fino a formare una cremina o quantomeno in parte una crema e in parte belli cotti. Come potete vedere il sale non l'abbiamo aggiunto perché abbiamo utilizzato innanzitutto l'acqua di cottura che era già salata e avevamo aggiunto al soffritto un'acciuga, quindi se no resterebbe troppo salata. Aggiungiamo a piacere solo una spolverata di pepe. Teniamo da parte con 2 cucchiai di questo sugo e lo frulliamo con un mixer aggiungendo un pochino di olio ancora e uniamo i nostri spaghetti un po' di acqua di cottura e facciamo legare il tutto. Uniamo un po' dei cavolini che abbiamo frullato, spadelliamo impiattiamo la nostra pasta con i broccoli. Allora, io avevo tenuto un po' di cremina di broccoli che possiamo andare a mettere sul nostro piatto. Un po' l'avevamo aggiunta direttamente alla pasta e quindi rimane un po' più gustosa. Prendiamo accanto il broccolo. Andiamo ad aggiungere una spolverata di pecorino siciliano, a piacere parmigiano, secondo i gusti. La nostra pasta con i broccoli è terminata. Buon appetito a tutti!